Iniziamo le lodi mattutine, dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, su il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse, ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace, sei la porta regale, ti acclamino le genti, redente dal tuo Figlio. A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e grido aiuto, spero nella tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le mie testimonianze, che hai stabilite per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato, è il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre e lo voglio esaltare. Dio è mio prode in guerra, si chiama Signore, i carri del Faraone e il suo esercito li ha gettati in mare. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama.
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dei? Chi è come te maestoso in santità, Signore? Chi è come te tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora. Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. lodate il Signore, popolo tutti, voi tutti nazioni, dategli gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. lodate il Signore, popoli tutti. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza e mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Nella sua tenda ti ha fatto abitare. E ti ha prediletta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Maria, Vergine Madre di Dio, benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Vergine Madre di Dio, benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera. Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, Fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, Liberaci dalla corruzione del peccato. Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce,
unita nell'offerta del sacrificio. Fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata. Concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Perdona, Signore, le colpe dei tuoi figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, ci soccorra l'intercessione della Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora. Che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Il pietosissimo tuo dolce cuore porto e rifugio e al peccatore. Porto e rifugio e al peccatore. Anch'io
intercessione e questa Santa Messa, Marisa e Salvatore, per il loro anniversario di matrimonio. Oggi celebriamo la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. La Basilica di Santa Maria Maggiore fu eretta sul Colle Esquilino a Roma da Papa Sisto. Venne intitolata alla Vergine Maria che il Concilio Ecumenico di Efeso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli o sorelle, per celebrare pienamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe di tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per intercessione della Madre, del Figlio tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è un giubileo, esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello.
Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo. Egli venderà a te in base agli anni di raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi opprima il suo prossimo. Temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò il pubblico e pianque tanto a Erode che egli le promesse con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento ed egli commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli. Sant'Alfonso, che abbiamo festeggiato da poco, è sicuramente un luminoso esempio di piena dedizione al Vangelo. Egli ha risposto alla vocazione in maniera commovente. La Chiesa ha sempre mostrato questi esempi di santità, invitando tutti a seguire le orme di Gesù, perché questo è il modo per realizzarsi. Non tutti sono chiamati alla consacrazione religiosa. Ognuno nel suo stato di vita e nell'ambiente che frequenta può vivere e testimoniare il Vangelo. Occorre una buona dose di fortezza e di amore per la parola di Dio. Necessità soprattutto il desiderio di avvicinare i non credenti e i tiepidi a Dio per favorire la loro salvezza eterna. Sant'Alfonso, per rispondere alla chiamata di Dio, lasciò la toga per la vita ecclesiastica. Da avvocato del Foro di Napoli, divenne avvocato dei peccatori davanti a Dio. Non solo fu un maestro di preghiera, il suo impegno nell'apostolato lo portò ad organizzare continue missioni al popolo per parlare di Gesù e del Vangelo. Il suo ardore spirituale era una fiamma d'amore sempre accesa ed illuminava anche i lontani. È un grande esempio di amore per le anime, caratteristica oggi perduta in gran parte della Chiesa. Infatti, vediamo moltissime chiese chiuse durante il giorno e ci sono pochi luoghi sacri dove si svolge l'adorazione eucaristica. Con le porte chiuse delle chiese si impedisce a milioni di credenti e anche ai non credenti che cercano Dio di pregare e di iniziare una nuova vita. Alle volte sono sufficienti anche pochi minuti per rientrare in sé e con la grazia di Dio fare buoni propositi di vita che allontanano dai vizi e dagli errori. Bisognerebbe anche ritornare ad evangelizzare le famiglie, organizzando incontri mirati e invitando nelle chiese tutti i parrocchiani. La formazione spirituale comincia quando ci si rende conto che la pratica della virtù o la vita di santità è possibile in qualsiasi luogo. Il cristiano deve trascorrere la vita nella piena normalità, lì dove gli è capitato di vivere. Ma spesso il suo comportamento contrasterà fortemente con altri modi di agire tiepidi, imborghesiti o indifferenti e ancor più con comportamenti anticristiani che non di rado sono indegni di un essere umano. In questi casi è logico che la divergenza sia notevole.
e non c'è da sorprendersi che quelli che agiscono ai margini degli insegnamenti di Cristo giudichino ingiustamente i cristiani e manifestino i loro giudizi con ironia, commenti velenosi e addirittura parole offensive e malevole. È successa la stessa cosa al nostro Signore. Ci capiterà spesso, a causa del Vangelo, di sopportare mormorazioni e calunnie, sorriseti di scherno, discriminazione nell'ambiente di lavoro, la perdita di vantaggi economici o di amicizie superficiali. Talvolta forse anche nella nostra stessa famiglia o con gli amici sarà necessaria una buona dose di serenità e di fortezza soprannaturale per rimanere coerenti e saldi nella fede. E potrebbe presentarsi la tentazione, in queste incomode circostanze, di scegliere la via facile per evitare una situazione di rifiuto, di incomprensione, magari anche di derizione da parte degli altri, e questo a spese dell'atteggiamento che un buon cristiano deve sempre mantenere. Ci si può mettere in mente l'idea di non perdere amici, di non chiudere porte che sarebbe opportuno rimanessero aperte. Può invaderci la tentazione di lasciarci travolgere dai rispetti umani, mimetizzando la nostra identità, la nostra condizione di discepoli di Cristo, che vogliono vivere molto vicini a Lui. Chiediamo ai santi di aiutarci nel cammino spirituale per rimanere sempre vicini e fedeli a Gesù e alla Madonna. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita
Pregate, fratelli o sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, Madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo hai concepito il tuo unico Figlio e sempre intattata nella sua gloria virginale. Ha irradiato sul mondo a luce eterna Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e la sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, gli ordini episcopali, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata, Vergine bella,